Credo che quello che abbiamo sentito sia esattamente quello che io speravo di avere quando ho proposto la costituzione del tavolo tecnico. È tornato dal Ministero dell'Economia e delle Finanze il decreto per i 35 milioni di euro per il settore crocieristico, gli operatori del terminal portuale, 5 milioni vanno per quest'anno agli operatori e 22,5 milioni vanno agli operatori per il 2020. Io personalmente ho firmato decreti per 987 milioni per Venezia. Ringrazio il Sindaco per aver riconosciuto l'attenzione che questo governo sta mettendo su una città unica al mondo, ma su un territorio che non può vivere soltanto il passato, ma realizzare quello che va realizzato per il futuro.